È arrivata anche ad Agrigento l'IMU, l'imposta municipale unica voluta dal governo Monti per ripianare il deficit della nazione e di conseguenza quello dei comuni, e si può pagare anche a rate. La scadenza del pagamento della prima rata è prevista per il 18 giugno. Sono tenuti al pagamento della tassa tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale e, pertanto, sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione e superficie dell'immobile. Nel primo versamento di giugno si dovrà tenere conto della sola aliquota standard, lo 0,76%, ma a dicembre occorrerà dividere in due il calcolo. La quota erariale sarà pari a quella versata a giugno, mentre quella locale dovrà conguagliare anche l'effetto dell'aumento deciso dal comune. Il tutto naturalmente se Stato e Comuni non decideranno di intervenire ancora sui parametri a causa di una delusione sul gettito prodotto dall'acconto, intricando ulteriormente la perdita. Ma per ora è meglio non pensarci. In generale, secondo un meccanismo naturale della contabilità locale, sono i comuni con i conti più in difficoltà a premere maggiormente sugli immobili, e tra questi vi è quello di Agrigento con un bilancio in grave difficoltà economica. Il sindaco Marco Zambuto però promette che non metterà ulteriori tasse, che non aumenterà le aliquote delle imposte già esistenti e che si batterà affinché l'IMU venga abolita o ridimensionata. Sulla vicenda dell'IMU noi stiamo facendo una grande battaglia a livello nazionale con tutti i sindaci d'Italia. Abbiamo fatto un manifesto per rispetto a quello che è la legge, per dire ai cittadini si paga entro il 18 giugno, diciamo, la tassa, senza che, quindi prevedendo la tassa come stabilita dalla legge al minimo a oggi, perché stiamo continuando nel tavolo nazionale la trattativa per spiegare al governo, uno, i comuni non possono essere esattori per conto dello Stato, e cioè che noi prendiamo i soldi ai cittadini e li passiamo poi allo Stato. Due, i comuni con questi tagli che abbiamo non possiamo che lo Stato ci fa i tagli, noi pigliamo i soldi ai cittadini, perché qua c'è un'economia che sennò va in tilt e scoppia. Per cui sul tavolo nazionale c'è in corso questa grande battaglia che stiamo facendo con l'ANCI nazionale, perché si rendano conto di quelli che oggi sono i servizi che i comuni erogano. I comuni garantiamo l'ordine civile e sociale all'interno delle comunità, riuscendo a garantire i servizi che costano e costano tantissimo, ma non possono sempre cercare di spremere i comuni e poi cercare di spremere i cittadini. Noi stiamo continuando a mantenere salda la nostra azione, cioè nel non aumentare le imposte nei confronti dei cittadini, perché occorre qui una grande azione politica nei confronti dei comuni del sud, e in questo senso c'è questa battaglia che stiamo conducendo che sta portando dei risultati.